Buonasera a tutti ragazzi, ancora brutte notizie come sempre e stavolta la cosa è un po' più seria delle altre perché fino a mo' ci sono ipotesi, arriverà, non arriverà, però questa notizia è vera, purtroppo molte persone diciamo che fanno gli esperimenti diciamo missilistici, diciamo così. Vi ricordate l'ultima volta che in Russia è esploso quel missile e che avevano detto che era tutto normale, ragazzi? Beh, in effetti non è tutto così, ragazzi. In effetti hanno fatto delle analisi, diciamo, dell'aria. Quindi, in effetti, hanno trovato dei valori altissimi, ragazzi, ma valori davvero alti alti. Rutenio 106 in quantità davvero elevate, ragazzi. Il rutenio 106 è una forte radiazione come quella di Chernobyl. Ecco perché ho usato questa foto. Questa foto è stata scattata a Chernobyl. Questa foto però, Monkey, in effetti questa esplosione è avvenuta nella Russia. Questo qua è accaduto più o meno l'8 di agosto, se vi ricordate. Io ho fatto, io ho fatto un video dove dicevo che c'era stata un'esplosione molto forte che era stata sentita a chilometri e che aveva provocato, se vi ricordate bene, la morte di 5 scienziati. Ora il governo russo ha fatto di tutto per coprire tutto quello che... No, no, 8 agosto di mo... Mochi 2019. Quindi in effetti ha coperto tutte le tracce e ha detto che era stato uno sbaglio, è stato un errore e non ha voluto dare spiegazioni. E ti ricordi Samuele l'incidente in Russia l'8 di agosto che c'è stata quell'esplosione? Penso di sì perché ho fatto anche il video. E in effetti hanno fatto i campioni di analisi dell'aria e l'aria è piena di rutenio 106, cioè altissimo radiazioni. Quindi dicono che sia peggio di Chernobyl. Quindi lascio immaginare tutta quest'area che sta camminando e forse arriverà in Europa e in Asia, perlomeno così si parla, Quindi in effetti questa nube è partita dalla centrale di Mayak, di cui la proprietaria è la società Rosacom. E sì, sì, non è che siamo tutti in pericolo. Sì, sì, sta arrivando tutta questa radiazione in tutta Europa e tutta l'Asia, in effetti. Quindi, bravo Lupus, stiamo proprio messi male. Stiamo proprio nella brava, hai detto bene. King, è vero, dopo vado a controllare. E tutti i ragazzi hanno paragonato questo incidente come quello di Chernobyl. Guarda Massimo, se arriverà, arriverà in tutta Europa, quindi arriverà da te, da me, arriverà dappertutto, quindi non si sa ancora nulla perché stanno cercando di far capire qualche cosa, perché tu come sai la Russia tende a non farti entrare, non farti... Sì, stava da più o meno domani dovrà stare sopra la Danimarca, ma è finito comunque. Quindi il governo russo ha detto, no, ha detto di non sapere nulla, però giustamente gli scienziati, sì sì, sono due, Gabriele e Dorian, comunque dicono che questa nube radioattiva si sta espandendo velocemente e senza tregua in Europa e in Asia centrale. Quindi, diciamo, pur non avendo colpito nessuna zona abitata della prima, se non una porzione di mar Mediterraneo a sud della Turchia. C'è una cosa pazzesca, ragazzi, cioè questi ci fanno morire veramente, non sappiamo nemmeno come moriamo qua. Questa qua è una notizia, ragazzi, che ho trovato in russo e sta scritto tanto per fare azioni che questo disastro, come lo chiamano, sia addirittura peggiore di quello di Chernobyl. E purtroppo quest'area sta arrivando in Europa.
e arriverà in Europa e in Asia. Poi il russo è un po' particolare, ma l'ho tradotto comunque. Allora hanno fatto che ci stanno concentrazioni su, diciamo, sull'Europa in arrivo e sull'Asia. Poi dobbiamo sperare 20 ragazzi che soffiano da qualche altra parte, ma sempre qualcuno comunque diventerà radioattivo, tanto per dire. Sì, ma comunque arriverà un po' dappertutto, però voglio dire io, se loro hanno, perché non dicono la verità e nascondono sempre tutto? Cioè loro, il fatto del 1986, quando il nocciolo del reattore esplose, loro hanno fatto un disastro, ragazzi, non indifferente. Stavolta hanno ripetuto la stessa cosa per fare noi buffoni, nel senso perché vogliono avere più tecnologia, vogliono avere più potere e hanno fatto uno sbaglio, quindi hanno fatto saltare in aria questi missili contenendo questo rutenio 106, che questo è quello di Chernobyl in effetti. Allora voi mettete a rischio la salute di tutto il mondo, in effetti, così facendo, cioè voglio dire io, devono essere fermati, anche perché non sapete gestire la situazione. Questa è la seconda volta, e una volta Chernobyl, e adesso ora, ma guardate gli altri stati, non è che fanno tutti sti casini. E loro hanno detto comunque, ragazzi, che hanno fatto gli esami dell'aria e hanno trovato altissime concentrazioni di rutenio 106 che provengono dalla Russia. Quindi questa ondata di aria radioattiva proviene. Sì, sì, a parte che sicuramente poi dipenderà dalle correnti, dalle altre cose, però capisci, dall'8 di agosto, oggi quando ne abbiamo, Samuele? Oggi è 10 settembre, cioè dopo un mese mi venite a dire che sta tutta questa gas, appunto, Monchi, dopo un mese si sa un po' di verità, un poco. Cioè dopo un mese che è successo questo incidente, adesso ci sta questa nube, perché un mese fa non ci stava allora. Cioè voglio dire io, ma un po' di contegno, dai, perlomeno dici che hai sbagliato, prendi precauzioni, fai qualche cosa, invece no, fai finta di niente e buonanotte. Sì, 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 sto bene, Valeria. Ma sta andando a tutti l'influenza finale. Quindi ragazzi, questi o di una maniera o di un'altra ci vogliono fare sempre il uso l'uno, come dico io. Ci vogliono proprio far morire. Se non è un asteroide, se sono le radiazioni, se non sono le radiazioni sono i vulcani, a forza ci vogliono fare, ragazzi. O terremoto, non si capisce niente, Samuele. È una guerra proprio qua. Devi fare attenzione ai terremoti, alle eruzioni, alla radiazione, i meteoriti che ti cadono in capo. Boh, non lo so, che dobbiamo fare per attenzione. No, non c'ho il balcone qui, quindi c'ho la veranda, quindi non posso dormire fuori al balcone. Mi dispiace, ma qua balconi al terzo piano non ce ne sono, c'è una veranda grande e quindi non può essere. Quindi ragazzi, la nube radioattiva si sta espandendo, quindi non si sa, ma figurati, non si sa esattamente dove andrà. Loro dicono in Europa, in Asia centrale. Mo' dobbiamo vedere in che parte di Europa, se arriverà in Italia, se non arriverà, questo non lo so ragazzi. Qua si parla di Europa, quindi per Europa può essere Norvegia, può essere Danimarca, può essere Germania, Francia, poi l'Italia, comunque in generale, poi non so dove arriverà, questo vi dico una bugia, quindi fortunatamente stiamo giù all'Europa. Sì, sì, quindi diciamo che se proprio le prendiamo le radiazioni le prendiamo per ultimi, male che va, voglio dire io, già l'avranno presi tutti quanti. E allora vieni prima tu, Monchi, mi dispiace per te. Quindi, arrivo prima a te, Monchi, quindi io abito giù, quindi io la prendo proprio dopo. La prendono prima quelli del nord, poi quelli del centro e poi quelli del sud. L'Africa va abbandonata poco.
In Sicilia forse ci arriva. Vedi che è buono essere siciliano, che stai lontano. Vabbè, scherzo ragazzi, comunque come sempre vengono occultate sempre le cose, questi dopo un mese esatto vengono a dire che ci sta questa nube radioattiva che sta nell'aria. Anche perché gli scienziati hanno fatto un'analisi dell'aria e ci sta questo rutenio 106 ad alte, ma che ne so, Gerard, qua davvero non si capisce più nulla. Qua fra incendi che ci stanno. No, tutte e due, ho fatto un combo io. Io quando c'ho qualche cosa prendo di tutto, basta che mi passa. Ho preso allora tachipirina compresse, partiamo da queste ragazzi. Aspirina, Oki, che cosa ho preso più? Voglia. Ma davvero di tutto, non mi ricordo la medicina che mi sono preso. Basta che mi passava la febbre. Lo so, chi vive in Sudafrica è fortunato, però è sfortunato dalla parte. Questa è la vita là. Ho molti amici che quando faccio le ferie in Finlandia parlano del Sudafrica, che è una zona bella e tutto, però c'è la povertà assai. Quindi è un paese povero a finale, questo voglio dire. Non c'è tanto lavoro, non ci sta nulla, questo è quello che dicono loro. Ho preso quasi tutto, non è solo tachipirina, tachidol, sciroppo, quasi tutto. Basta che passava la febbre, poi mi prende tutto. Ho fatto tipo un combo. Quindi ragazzi, come sempre, questi nascondono tutti. Avete visto? Ma questo è un video che io ho fatto un mese fa. Ed oggi l'ho trovata più o meno, sì, sì. Ci sta tutto a casa, non manca nulla, no, no. Più o meno ragazzi, dopo un mese viene fuori la verità. In effetti hanno detto, ma neanche l'hanno detto al finale ragazzi, questi i russi in effetti neanche dicono che l'hanno fatto questo sbaglio. Cioè in effetti loro dicono c'è stata questa esplosione ma non ammettono sta cosa. Ciao Olivia, buonasera. Quindi in effetti loro comunque non stanno confermando nulla. Ah sì sì, Monkey, sì. Quindi a finale dico io, no, sta radiazione che arriva dalla Russia, che arriva proprio da lì, come esce così improvviso? C'è una spiegazione, me la vuoi dare o no? Ah, non sappiamo niente. Scusa, se la radiazione parte dalla Russia, no? Lo devo leggere, Gerardi, caso la certa, poi ti faccio sapere. No, non credo che il danno è troppo grande, anche perché non credo che se no già avrebbero l'America già avrebbe fatto un casino, quindi non credo. Però giustamente hanno messo in pericolo, diciamo, la Russia stessa e, diciamo un po' dell'Europa in effetti. Ma no, guardi Lupus, guardi, io quando ho letto questa notizia in russo ho detto, ma guardano poco, io ho fatto il video un mese fa, che questi hanno fatto sto casino e non vogliono dire niente. Mo' la stessa cosa, ci sono alte concentrazioni di radiazione peggio di Chernobyl. Cioè ho detto questi mi fanno uscire pazzi, mo. Poi mi sono messo a cercare sempre in russo tutte queste notizie e alla fine è vero. Ciao Alessandro, buonasera, sì, sì. Diciamo che qua se non si muore di peste si muore di carestia, quindi asteroide, eruzione, terremoto, radiazione. Non so più che deve arrivare qua. Tsunami, qua ci sta il... Ma è una gioia, bravo. Non si può fare, voglio, no, no, no. E vabbè, è una cosa pazzesca. Io qua c'ho pure il Marsili, quindi stiamo proprio rovinati. Sì, sì, ci sta una bella notizia, Alessandro. E allora, ti ricordi in Russia l'8 di agosto che c'è stata quella esplosione in Russia? C'è una concentrazione altissima di radiazione in arrivo di rutenio 106 in Europa e in Asia, in Asia. Quindi questa è la bella notizia. Scherzo, la brutta notizia, Alessandro.
Quindi vedi, ti ricordi abbiamo fatto il video che ci stava l'esplosione in Russia, che si è sentita a chilometri, e poi hanno fatto tutta sta cosa qua. Sì, 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 questo è l'ultimo, ragazzi, sì, sì. Sì, adesso non è che hanno confermato. Alcuni scienziati hanno fatto l'analisi dell'aria e ci sono altissime concentrazioni di rutenio. No, la Luna, lato questo qua che ci sto io, ciao Letizia, non ci sta ancora, però quel pianeta lì ci sta ancora, ci sta sempre fisso, quindi sarà qualche pianeta, l'ho visto prima. Sì, sì, sto facendo una collezione varia. Ma sì, lo sapevano già, però potevano anche dirlo più o meno alla popolazione vicina che potevano bere un po' di latte, sa, con queste, ti ricordi a Chernobyl? Mi ricordo che quando fu allora dicevano bevi il latte, fai queste cose, davano delle pillole per le radiazioni, perlomeno alla gente locale potevano pure farlo. Non lo so, ragazzi, ho fatto quel video, non ho capito Giove, chi dice Giove, chi dice Venere, chi dice... non lo so, ragazzi. Per me è un pianeta sicuramente. Sì, ma dopo un mese, Alessandro Ritt, dopo un mese esatto l'hanno detto, anzi l'hanno detto, no? L'hanno scoperto per altre persone, non è che l'hanno detto, perché ancora stanno negando. È l'ultimo video che abbiamo fatto, in effetti. Ho visto la luna quando ho fatto guarda che luna, guarda che mare. E ci stava quella palla sferica che ho detto ma che cos'è qua? Allora tutti quanti hanno detto no, no, tranquillo il 9 settembre, ragazzi, pure il 14 il problema è come ho detto prima, è Apopis 2029. Quindi il problema sarà proprio quell'anno lì. Alessandro Apri, dai, non ne capisco, quindi ti dico una bugia. Io ho fatto il video, però ho detto ragazzi, però tutti quanti, chi ha detto Giove, chi Marte, chi Venere, alla fine non ci ho capito niente, anche se mi hanno mandato un foglio dei ragazzi che stavano scritto, diciamo, la costellazione ed era Giove, ragazzi, la verità. Quindi la sera lì, quando io ho fatto quel video, il ragazzo mi mandò, diciamo, la costellazione di come stavano i pianeti, la Luna e tutto. E quella sera era Giove, quel pianeta lì, luminosissimo. E appunto lo so che è una canzone, perciò io ho fatto guarda che luna, guarda che mare. Anche perché da qui si vede il mare e la luna, quindi ho fatto tipo quella canzone lì. In effetti guarda la luna e poi di fronte io c'ho il mare, quindi eppure guarda che mare. E poi alla fine ho ripreso la luna e sto pianeta misterioso a finale. Che poi a finale abbiamo finito per guardare sempre sto coso. Allora la luna sta più o meno andando vicino, sì, però si vede ancora il pianeta, sì, sì. In effetti ci sta ancora, ragazzi. È sempre quel pianeta lì, è sempre così luminoso. Non... Sta sempre là, ragazzi, al suo punto che stava, quindi deve essere un pianeta. Secondo me, come dicono la costellazione, là, il mese di settembre, che quello era Giove, dicono. Un ragazzo mi ha mandato una cartina, ma la potete vedere anche voi, perché me l'ha messo sotto al video quello lì. Mi ha messo un commento e ci sta la costellazione, potete anche controllare voi. Sì, sì, io a destra c'ho la montagna, a dritto c'ho il mare. Quindi in effetti mi giro a destra c'ho le montagne e guardo dritto il mare. Quindi perciò ho fatto guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare. Perché in effetti stavano tutte e due. Sì, sì, era un pianeta Samuel, perché quello che mi ha mandato questa cosa ha detto che stava scritto Giove. Quell'altra stella, vi ricordate a sinistra in alto? E ho detto, ma questo era Iemo. Quella si chiamava Antares, non so, è una stella comunque, molto... Era Antares e l'altra era Giove. Che ho detto, ma ci sta pure quest'altra qua sopra. Ho detto, che cos'è mo quest'altra? Ciao Arianna, buonasera.
Anzi, se fra poco diciamo buonanotte, però tutto bene, grazie. Ci siamo ripresi abbastanza. Quindi ragazzi, diciamo che no, no, qua fortunatamente è metà e metà, quindi ci siamo, diciamo che la maggior parte, però ragazzi, qua ancora fa caldo, ragazzi, qua stiamo ancora, la gente ancora va male, i ragazzi stamattina stavano a scuola, quindi pensate un poco, questi vanno a scuola e poi la gente stamattina stavano a male, sai? Le persone normali, tranquilli, stavano lì belli, tranquilli, tranquilli. I ragazzi a casa. Sì, qua sì, perlomeno qua a Salerno è ancora il tempo è buono, stiamo a 34 gradi, quindi, ma pure stasera non è che, secondo me puoi fare bagno anche stasera, tanto per dire, anzi di sera è ancora più caldo in mare perché hai accumulato tutta l'energia e di fatto io anche l'anno scorso ho fatto un sacco di bagni che vi ricordate che l'ho fatto proprio di sera. Sì, sì, io diciamo che in estate in effetti ho fatto i bagni, ragazzi, però sono sempre andato dalle 5 di sera in poi perché volevo stare, diciamo, al fresco, quindi fino alla sera. Monchi subito tu, eh? Monchi vuoi cominciare subito con la freva, Monchi no, vuoi subito. Stamattina sono sceso a Salerno verso l'una, mi ero dimenticato, ragazzi, che aveva iniziato la scuola qui. No, non sto andando, no, no, no. A parte che ho avuto l'influenza, quindi come andare? Quindi, diciamo ragazzi, mi sono ritrovato incasinato a Salerno all'una, mamma mia. Tutti sti ragazzini che andavano a scuola, pullman, bus, macchine parcheggiate. Mai più scendere a quell'orario lì, mai più. Ora è come, ora la mattina alle 7 non puoi scendere più, dalle 7 alle 9. Sì, sì, perché qua è un casino, proprio qua è pazzesco. Qua è una cosa allucinante. Pensa che a Salerno, no, io sto a Salerno città. Tu pensi che tutta la provincia viene qua a certe scuole che non stanno sempre nel loro paese. Semmai, che ne so, tipo ti faccio l'esempio, Bellizzi, Battipaglia, sono città che stanno a 5-10 km da qui. E quindi vengono tutti qua a Salerno, diciamo, a scuola. E quindi ti lascio immaginare che qua è un casino. Io stavo a orario, stavo proprio in pieno, stavo però. Mi ero dimenticato proprio che quelli hanno iniziato la scuola. Eppure stasera, ragazzi, la stessa cosa. Ho detto, vabbè, andiamo a fare un giro al centro commerciale, qua. Ma alle 7, ragazzi, un orario normale. Ho detto, tanto di martedì, chi vuoi che ci sta? Ragazzi, mamma mia, bello. E che ci stava? La guerra. Proprio ci stavano i chilometri davanti alle casse. E ci voglio, ma chi una casa non la fanno la spesa? Cioè, secondo me queste sono persone che si sono ritirate dal lavoro e andavano a fare la spesa. Ma quello è il problema a Salerno qua. La macchina tu la devi mettere in aria qua a Salerno. Allora, alla lungomare di Salerno, se tu scendi di venerdì, sabato, di domenica, vieni alle 8, io ti do 100 euro se riesci a trovare un parcheggio. Non ci, no, neanche a pagamento lo trovi. Perché ci sta un grosso parcheggio a pagamento. Quando è pieno, trovi scritto chiuso. Sì, sì, Alessà, sì. Qua di solito ho fatto il video e va dietro le montagne, sì. No, no, ma pure a Salerno, pure il porto, mo, ad esempio, giù a Porto ci sta il parcheggio, che hanno fatto il parcheggio nuovo. Non c'è un posto. Cioè, allora a Salerno se vuoi scendere di sabato e di domenica devi avere lo scooter. Se hai lo scooter, ragazzi, potete scendere. Se invece sabato piove, è meglio che vi state a casa proprio, non scendete proprio. Perché l'ultima volta che sono sceso di sabato, una sola volta mi ricordo ancora, sono andate a Vietri sul mare.
era di sabato sera, ragazzi, non lo dimenticherò mai, per fare 5 km. No, no, non ce l'ho, no, c'ho solo la macchina. Ti posso assicurare, ragazzi, 5 km, 2 ore. Stavo sull'autostrada, non è che stavo, ho detto vabbè piglio l'autostrada perché la via era bloccata, quindi mi sono girato, sono andato a pigliare l'autostrada, ho detto vabbè per la strada è tutto bloccato, piglio l'autostrada. Volevo uscire a Fratte e poi la Caserta a Roma e uscivo a Fratte. Non lo fossi mai fatto, ragazzi. La sono rimasto. No, King, qua è... No, allora, i mercatini di Natale qua si fanno dal 26 novembre al 6 gennaio. Ti posso assicurare, ci sta chi prega i santi, chi prega la Madonna, ma il parcheggio non si trova. Tutti quanti quelli che ti vogliono comprare, sai, qualcosa a volo, mettono in tripla fila, non in doppia fila, tripla fila. E puntualmente il vigile fischia a tutta forza. Ma no, è troppo, arriva troppa gente, questo è... No, ho detto quando faccio i mercatini, che vendo, diciamo, i salumi e i formaggi qua a Salerno con la mia azienda di Torino, la gente parcheggia in terza fila sulla lungomare per venire a comprare i prodotti. Quindi è un casino. Sì, sì. Faccio i mercatini, diciamo, di Natale in Finlandia, Norvegia, diciamo un po' dove mi mandano poi a finale. Però di solito faccio i mercatini o a Salerno, il periodo natalizio, o a Torino o a Milano. Ciao Gianluca. Poi da maggio a ottobre 6 mesi in Finlandia. Ma quest'anno non sono andato per problemi a passaporto che poi ho risolto. Sì, sì, ma è un casino, Alessandro, non si può fare, no. Qua è allucinante, qua mi mette proprio paura. Sì, però io guardo in Finlandia, Arianna, sono 6 mesi di giorno, quindi lì è sempre giorno. In effetti fa notte solo un'oretta, dall'1 alle 2, si fa un po' penombra e poi ritorna il sole di nuovo. Quindi per 6 mesi è sempre giorno, poi per 6 mesi è sempre notte. Sì, sì, però è bella, allora, è tutto bello quello che dici, però è dura, fa freddo. Io vi posso assicurare che sono stato a Rovaniemi, la città di Babbo Natale, nel mese di luglio, ragazzi, e io stavo a meno 11. Mi sono tirato una foto, ho fatto una foto su Facebook e i ragazzi mi hanno incominciato a deridere. Dici Peppe, ma ti stai drogando un'altra volta? Peppe, stai ubriaco? Dico ragazzi, io non fumo, non bevo, come faccio? Non mi drogo. Perché tutti quanti qua a Salerno stavano, sa, sulla spiaggia con le foto belle. E io ho fatto la foto mia col giubbino, guanti, sa, tipo invernale. Sì, sì, a maggio vado. Ciao Alessandro, sì, buona serata. Sì, vado io a maggio prossimo, 2020. Faccio maggio-ottobre. Quest'anno ho avuto problemi col passaporto perché non sono potuto andare per una cosa vecchia che quando avevo il bar, delle slot machine dello Stato. Sì, sì, anche in Lapponia sì, sono stato, sì, sì. Ciao Alessandro, buona serata. Sì, sono stato in Lapponia, sono stato in Austria, Norvegia, Cecoslovacchia, Ungheria, Germania, Francia, Spagna, Austria, già l'ho detto. Comunque ho fatto tutta l'Europa, tutta. Tutti i paesi, diciamo, Svizzera, tutti quanti li ho fatti comunque, ragazzi. Olanda, però l'ho fatti per lavoro, non l'ho fatto per vacanze, ragazzi. Partiamo che era per lavoro, quindi un mese in Lapponia, un mese... quella là che più faccio facile è quella della Finlandia perché si guadagna bene perché sono 6 mesi continui. Sì, sì, ma fa freddo, è bella sì, però è troppo. No, Gianluca, non è che mi piace viaggiare, però purtroppo pagano bene, ti dico la verità.
quindi sono 6 mesi lì di continuo, sono 80 euro al giorno, vitto e alloggio è compreso, quindi quando tu termini i 6 mesi di lavoro, no, rifarò, non ti preoccupare, ci sta il tempo per fare i video. Quindi diciamo 80 euro al giorno, vitto e alloggio, ragazzi, dopo 6 mesi tu a casa porti una bella sommetta, anche perché il tempo per spenderli non ce li hai. Quindi partiamo da questo che parti da... perché ogni settimana cambi città. Portiamo i prodotti italiani in giro per la Finlandia. Ogni settimana facciamo un mercato, tipo un mercato rionale, però con i prodotti italiani, parmigiano, prosciutto, pelati, pasta, olio, quindi ogni settimana cambiamo città, quindi facciamo ogni settimana Helsinki, Tampere, capisci? Ogni settimana una città nuova. Abbiamo fatto anche Imatra che sta vicino alla Russia, poi siamo stati in Russia, la frutta, no, Giampiero, abbiamo la frutta secca, quella là di zucchero, sai, quella là, la mela verde, queste cose qua, queste sì, le olive, abbiamo quasi tutti i prodotti italiani. Sì, si guadagna bene all'estero, questo è poco ma sicuro. Ma no, sai che cos'è? Che sono 2500 euro al mese, tu fai 8 per 3, 24. Quindi sono 2000, facciamo 2500 al mese. Sono 6 mesi, ragazzi. Sì, sì, Helsinki la facciamo per ultima perché poi ce ne torniamo a casa. Ho fatto pure Riga, sì, ho fatto Tampere, Imatra, i Vaschi, Tallinn, ma ho fatto tutte, sì, sì, le ho fatte tutte. Poi noi, l'azienda è di Torino, ragazzi, quindi noi partiamo da Torino, arriviamo in Germania, prendiamo una carico merce, una nave, e poi arriviamo a Helsinki. E poi da Helsinki, poi ogni settimana ci danno dove andare, diciamo. E poi ogni settimana dobbiamo cambiare casa e ogni città che andiamo abbiamo una casa che già il nostro datore di lavoro ha preso già. Ma non lo so, ti dico una bugia, dobbiamo anche vedere se arriverà fin qui. Hanno detto Europa, però non sappiamo se poi anche l'Italia compresa, capisci? Può darsi pure che sarà più Europa, più nord, che tipo Germania, Francia, di no, e più gli altri paesi, diciamo. Loro hanno parlato Europa e Asia, quindi non te lo so dire questo, se ti dico una bugia, quindi evito proprio. Hanno detto Europa, ma per l'Europa allora mediamente in estate in Finlandia più o meno si aggira sui 10-20 gradi. Allora, la maggior parte cerchiamo di parlare l'inglese, però ci dobbiamo abituare a parlare il suomi, che è la lingua finlandese. Maista significa assaggia in finlandese, suomi. Kiitos, ci e grazie signora. Kiitos significa grazie. Poi se viene uno che tu dici parmesan, che uno parla in inglese, dice yes, 25 1 kilo, cioè 25 euro a chilo. Quindi cerchiamo di parlare in inglese. Poi a volte capita che arriva qualche spagnolo, però quasi tutti parlano l'inglese. Sì, è una lingua già maestra significa assaggia. Ad esempio, su tante cose, capì? E allora, come ad esempio abbiamo fatto in Polonia, in Romania, Russia, sono lingue difficilissime, ragazzi. No, vabbè, uno poi si impara. Allora tu prima dici come si dice questo, e quello ti dice così. Allora da una parola all'altra, no, il finlandese sinceramente no, è proprio, a parte difficile, però è proprio molte consonanti, come il polacco proprio, e l'ucraino. In effetti sono stato in Ucraina, Romania, Polonia e ci stanno un sacco di consonanti. Ad esempio in Polonia si usano molto le consonanti, quindi sono parole proprio
strane, ad esempio Yech, Jeden, Zwei, Pięć, Tięć, questi sono i numeri, ragazzi. Pięć significa 5, quindi buca significa panino, Jeden 1. Allora tu ti mettevi in testa, allora tu quando entravi in un supermercato tu cercavi Jeden buca, cioè tu ci dicevi un panino, oppure sì, entravi e pure dicevi piencio buca, cioè voglio 5 panini, cioè poi da una parola all'altra tu poi dopo anni e anni ti impari, quindi poi ti viene spontaneo, poi più anni vai, io sono 5 anni che ci vado, quindi purtroppo quindi ti impari di, a forza di andarci, ci impari. Di certo il francese è stato più facile, lo spagnolo più facile, ci stanno l'inglese più facile, le lingue più difficili sono state queste, polacco, russo, ucraino, finlandese, norvegese, queste sono le lingue più difficili. Però per le altre lingue, il francese, l'inglese, questa è una passeggiata proprio. Quelle là dell'est invece no, discorsi no, però riesco a capire la persona che dice, riesco a fare un ragionamento a livello, diciamo, di vendita, capisci? Però riesco a capire tutto quello che mi dicono, non lo so scrivere. Partiamo che a scrivere non lo so, però so cosa mi dice e so cosa gli posso rispondere. Cioè cerco sempre una via di mezzo per rispondere alla signora quando mi chiede qualche cosa. Quindi abbiamo imparato come rispondere a modo nostro, diciamo, in finlandese, che poi è il suo lì in effetti. Però siamo stati fortunati che lì tanti, anzi, secondo me il 90% parla l'inglese. Erano i vecchietti il problema quando arrivavano che quelli là nessuno parlava l'inglese, ma proprio pure i bambini venivano e parlavano in inglese. Il problema è quando arrivava la signora anziana che proprio l'inglese zero proprio. E penso di sì, con tutta sta radiazione, mo penso proprio di sì. E diciamo che poi i ragazzi 10 allora, oggi è 10, il 15 finiscono la Finlandia è terminata, quindi fra 5 giorni diciamo i miei amici ritornano a casa finalmente, dopo 6 mesi. Il polacco al finale, sì, il polacco è stato quello più difficile perché eh, una lingua strana, diciamo, molto strana. Per esempio, quando io avevo bardzo, significa molto, bardzo boli głowa, forte mal di testa. Che ne so, insieme, insieme significa andiamo. Cioè, capisci? È tutta, tutta questa confusione di consonanti. Sì, sì, a parte che lì poi meno 20, meno 25 è pazzesco. Già a ottobre lì fa la neve, ragazzi. E le temperature, io sono stato a mese di dicembre, meno 32, quindi se qualcuno va su Facebook può vedere ancora delle mie foto che ci sono ancora. Meno 32. Una volta non ho trovato la macchina, ragazzi, ho parcheggiato l'auto. La verità non mi... No, no, la verità non mi sono ammalato perché è secco lì. Ho parcheggiato l'auto, non mi ricordavo esattamente dove l'avevo messa, perché una sera la mettevo da una parte, una sera un'altra parte, perché non c'era un parcheggio fisso. Il giorno dopo, ragazzi, la neve, 2 metri di neve, dette mo, comunque 3 ore per cercare la mia, non mi ricordavo dove l'avevo messa. Ogni macchina andavo vicino e cercavo di togliere la neve. Poi ho dovuto prendere la pala, spalare, no, no, è statisticamente impossibile vivere. Ti devi spalare la strada, poi passa quello che butta il sale, un casino ragazzi. No, ma poi la cosa buona è che lì le ruote sono già tutte termiche e quindi scivolano sì un pochino sul diciamo ghiaccio, però sono tutte quante fatte appositamente per il ghiaccio, quindi
anche le scarpe lì le vendono già automaticamente con il ghiaccio, quindi già l'abbigliamento che vai a comprare normalmente è per quello. E perché quando la neve cade poi incomincia a sciogliersi, si fa uno strato di ghiaccio, quindi come una lastra di ghiaccio. E quindi là, sai quando è caduto poi pigliare? Una volta. No, non ti preoccupare. Una nube radioattiva sta arrivando in Europa grazie alla Russia e che è esplosa più o meno, sì, sì, c'è tutto, sì, l'8 di agosto e dopo un mese dicono, anzi non l'hanno detto, alcuni scienziati si sono accorti che nei nostri cieli ci sta un'altissima quantità di radiazione, rutenio 106 come quello di Chernobyl, quindi una bella notizia, dai. All'ultimo momento te la dico proprio. Vabbè ragazzi, abbiamo fatto una bella chiacchierata. Ci sentiamo domani. Speriamo di no. Abbiamo abbastanza guai, ragazzi. Vabbè ragazzi, non vi preoccupate, se domani mattina ci svegliamo tutti e siamo stati fortunati, qualcuno la mattina mi dice Giuseppe una notizia bene, sì ti sei svegliato, guardala bene, questa è già una bella notizia, quindi subito lo faccio a volo a volo. Non credo, ma vediamo se trovo qualche notizia sfiziosa, tanto non è ancora tanto tardi per me. Vabbè ragazzi, o ci vediamo dopo o ci vediamo domani, un saluto a tutti ragazzi, quindi stiamo ancora di più nella. Ma avete capito che volevo dire, ragazzi? Ciao a tutti.